Ma Follettina, ma Dennis Doge, ma che fine hanno fatto? Erano così tanto popolari, tutti li cercavano, tutti facevano video su di loro. E che fine hanno fatto? Perché sono svaniti nel nulla? Ma Follettina e Dennis Doge non erano mica andati in televisione da Barbara D'Urso, erano così popolari, così presi in considerazione? Oppure no? Oppure c'è qualcosa sotto? Oppure ormai hanno finito la loro benzina e il loro tresciume, che era volontario o involontario che sia, ma era per la gente che rideva di loro, non era tanto quello che facevano loro, che facessero delle battute in particolare. E la loro scomparsa denota appunto quanto loro fossero dei personaggi alla fine delle figurine, un passatempo come lo è stato anche Enrico Pasquale Patricò, non so se ve lo ricordate, quello là a casa, Zappo a Vigna, quanti se lo ricordano, oppure Saludo Antonio o qualunque altro di questi personaggi che sono istantanei, non sono di quei personaggi che entrano nell'immaginario trash come per dire un Richard Benson oppure un Matteo Montesi, oppure anche un Jeb Simone o Andrea Di Pre che nel tempo si ricordano cioè sono passati dal 2013-2012, sono passati un sacco di anni, Benson addirittura da anni precedenti, e pur oggi ancora gente si ricorda di loro, li cita pure, ma perché erano dei personaggi che avevano del loro grottesco che fa ridere, mentre Follettina e Dennis Doge appartengono a quei personaggi che sono istantanei, usa e getta, diciamo. Alla fine Dennis Doge è stato il sostituto di Follettina e Follettina è stata la sostituta di un altro personaggio che sia stato anche prima, adesso non mi ricordo. Ma perché se sono così dei personaggi figurine sono esplosi così tanto anche di più di Enrico Pasquale o di altri personaggi che sono visti nel passato? Per un motivo molto semplice, la gente che ci ha fatto i video. Follettina e Dennis Dosio non sarebbero nessuno se tutti non avessero fatto i video su di loro, video in tendenza, ma anche di canali grandi, ma tutti ce ne hanno fatto dei video su Follettina che va da Barbara D'Urso, che dopo ci si infila quelle retoriche più o meno sensate, ci sono quelli youtuber che fanno la reazione soltanto, ah guarda che stupida che è Follettina che c'è quella roba là, invece degli youtuber che cercano di imbastire un discorso più sensato, che anche se secondo me farci dei discorsi sul più del meno, farci dei discorsi più tanto sensati su Follettina e Dennis Dosio, secondo me lascia il tempo che trova, alla fine sanno tutti che questi youtuber hanno fatto questi video non tanto perché gli venisse da parlare di questi fenomeni, oddio, mamma mia che cose da discussione può tirare, quante discussioni interessanti può tirare fuori Dennis Dosio, che spunti di riflessione, no. La gente più che altro parlava di questo perché tutti parlavano di questo e appunto perché vedevano che faceva le visualizzazioni. E secondo me non c'è niente di male, quindi cioè, è un po' colpa di questi grandi youtuber che ci hanno fatto i video sopra, ma secondo me neanche troppo. E di chi è allora la colpa? Di chi possiamo dare la colpa di questi fenomeni usa e getta che vengono fuori ogni anno e ci distolgono magari l'attenzione di contenuti anche di maggior qualità, come potrebbe essere Link for Universe, come potrebbe essere Shy, come potrebbe essere anche Barbascura che fa un ottimo lavoro, Bressanini, e ne potrei citare anche altri. Chi è che ha la colpa di questo? Non gli youtuber, che alla fine gli youtuber fanno quello che vogliono, fanno i loro format e badano ovviamente anche alle visualizzazioni e agli incassi, non hanno una loro colpa. Però anche loro potrebbero avere un po' di colpa perché potrebbero dire facciamo un po' di meno visualizzazioni, però portiamo qualcosa effettivamente sulla piattaforma, come fanno appunto i canali che ho nominato. Però la colpa principale di chi è? È vostra la colpa, è vostra che visualizzate quella roba e che pretendete da YouTube questo. È ovvio che se chiedete al web video sui gatti e video su questi fenomeni trash, il web vi dà questo. È un po' come un discorso di mercato, c'è molta richiesta di questi contenuti beceri e il mercato, ovvero gli youtuber in questo caso, ve ne producono per voi. Quindi secondo me non è tanto colpa di Follettina e Dennis Dosio di essere loro dei personaggi che hanno avuto un'influenza notevole per loro qualità e dopo essere decaduti perché loro semplicemente stanno facendo adesso quello che facevano anche prima, ma semplicemente la gente non li caga. Non è colpa degli youtuber, come ho detto prima, perché seguono il portafoglio,
È colpa vostra, quindi. Quindi cos'è? Come si potrebbe migliorare questa piattaforma? Cercate contenuti di qualità. Cerchiamo di creare una piattaforma che possa essere anche in competizione con la televisione. E se vogliamo davvero fare una competizione con altri media, dobbiamo anche creare cioè cercare di sostenere dei contenuti di qualità. Comunque spero che il video vi sia piaciuto e lasciatemi le vostre considerazioni. E tanto bene è tutto, passo e chiudo.